Incendio di vaste proporzioni devasta un'abitazione a San Fiore, ventottenne ustionato, trasportato allo Conegliano, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. 4 regioni del nord, tra cui il Veneto, chiedono al Ministero della Sanità che l'isolamento per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. Solo sabato scorso era stato il via libera di Palazzo Balbi, polemiche dal centro-sinistra. Commozione, dolore e silenzio a Silea, dove si sono celebrati i funerali della piccola Emma, morta a 10 anni per una rarissima complicanza virale. Ancora furti in casa, ladri in azione a Vittorio Veneto, la stessa banda mette a segno 3 colpi in una sera, soldi, gioielli e anche un'auto sparita e poi ritrovata. Smog e PM10 dopo il pessimo gennaio vissuto nella Marca. Febbraio non smentisce il problema, da domani a Treviso allerta rossa, scattano divieti e limitazioni. Liberalizzare la 27, Benetton faccia un gesto distensivo e lo decida, troverà una porta aperta dalla regione. La risposta del governatore Zaia alle proteste di chi si oppone allo sblocco del Terraglio Est. Domenica da incorniciare per volley e basket, le Pantere dell'Imoco Conegliano agguantano anche la Coppa Italia, mentre la De Longhi batte la Bestia Nera Fortitudo nella magica serata dell'omaggio a Kobe Bryant. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, lo avete sentito dai titoli, c'è stato un incendio di vaste proporzioni nel pomeriggio di oggi a San Fior. Ci aggiorna in collegamento, in diretta, Lucio Zanato. Lucio, mi senti? Sì, buonasera Cristiano, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo in via Palù e via San Macario di Palù a San Fior, nella località che molti chiamano la Camillotta. Qui alle mie spalle si vede poco, ma adesso vedrete le immagini che abbiamo girato pochi minuti fa. C'è stato l'incendio di un magazzino. L'incendio è particolare perché diciamo che vittima di questo incendio e ricoverato è un ventottenne che è perito balistico. Qual è stata, diciamo così, la dinamica? A quanto si sa, nel pomeriggio è rientrato a casa dopo una giornata di lavoro e pare si sia messo a, come dire, a lavorare sul giardino con dei vapori di benzina che probabilmente sono entrati all'interno del magazzino, dove pare ci fossero dei fuochi d'artificio o comunque del materiale che poteva, della polvere pirica, che insomma a causa appunto di questi vapori e chissà di qualche innesco ha cominciato ovviamente a prendere fuoco. I vicini parlavano addirittura di un'azione di contraerea, da quanti scoppi si sentivano. Fatto sta insomma che il magazzino in questione è sostanzialmente andato distrutto. La casa che adesso state vedendo nelle immagini non ha subito danni, ma solo che del gran fumo. Peggio è andata appunto al ventottenne perito balistico, il quale è stato ricoverato all'ospedale di Conegliano, però pare sia in procinto di essere trasferito al centro grandi ustionati di Padova. Queste sono le notizie che abbiamo potuto recuperare qui. Va detto insomma che la situazione sembra al momento molto seria, almeno per quanto riguarda la vittima, appunto questo ventottenne perito balistico, però ripetiamo, la causa è stata sostanzialmente l'innesco di vapori di benzina che avrebbero poi dato punto fuoco a della polvere pirica che era depositata in questo magazzino. La casa al momento, come vedete, è completamente disabitata, la compagna, la moglie insomma non è rientrata. Nelle prossime ore cercheremo di capire meglio qual è il risultato e per il momento, se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio. Sì, grazie Lucio, grazie davvero, buon lavoro. Gli aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Parliamo adesso invece di coronavirus e della lettera che il governatore Zaia, accanto ad altri governatori del nord Italia, ha scritto al Ministero chiedendo di fatto di isolare i bambini che stanno rientrando dalla Cina. Ma sentiamo lo stesso Zaia. Chiediamo al Ministro di valutare l'opportunità di adottare delle misure particolari in questi casi. Sono pochi casi,
però ci vengono segnalati senza alcuna volontà di ghettizzazione. Motiva così il governatore Zaia il cambio di rotta della regione sul rientro a scuola dei bambini provenienti dalla Cina. Solo sabato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Balbi, era stato ribadito come non ci fosse la necessità di alcuna quarantena, anticipando nei fatti una circolare ministeriale. Oggi, a 48 ore, visti anche i crescenti timori di genitori e insegnanti, si chiede al governo maggiore cautela. Zaia di fatto, accanto ai colleghi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in una missiva comune chiede un periodo di isolamento per i bambini che pure senza sintomi si trovano a rientrare nelle scuole regionali dopo un periodo in Cina. Casi non isolati, visto che il 25 gennaio scorso si è festeggiato il Capodanno cinese e diverse famiglie stanno rientrando dall'immenso paese asiatico. Io so che c'è una città che ha diffuso l'infezione, che è Wuhan, che ormai è diventata famosissima. Dicono che ha una popolazione di almeno 15 milioni di abitanti che è in totale quarantena, cioè non si esce dalla città. I cittadini che arrivano da lì in Italia comunque vengono subito messi in osservazione, e questo è il dato di fatto, non c'è la volontà assolutamente di esagerare, però è pur vero che se non succede nulla, vabbè, siamo quelli che inutilmente hanno posto il problema. Se succede qualcosa, qualcuno almeno non potrà dire che non ci siamo preoccupati. Che la questione sia delicata lo ammette lo stesso Zaia, che tenta di spegnere sul nascere eventuali polemiche. E nessuna volontà di ghettizzare, ci mancherebbe. Peraltro voglio anche ricordare che questa regola vale anche per l'eventuale italiano che è stato in Cina, magari a Wuhan, rientra e magari deve rientrare in aula alle elementari piuttosto che alle medie, e anche per lui varrebbe la stessa regola. Non è una questione di pelle, di colore della pelle o di provenienza o di quant'altro, è un fatto di igiene. Ma è già polemica soprattutto dal centro-sinistra, tra le prime posizioni quelle del deputato di Italia Viva Marco Di Maio, che su Facebook ha scritto: trovo ripugnante che si facciano speculazioni politiche sfruttando le legittime preoccupazioni delle persone. Chi ha ruoli istituzionali, dice Di Maio, dovrebbe contribuire più di tutti gli altri ad abbassare il livello d'allarme e non ad alzarlo fino a questi livelli di discriminazione. Parole durissime. Il segretario del PD Zingaretti invece scrive: in questi casi bisogna sentire, affidarsi alla scienza, e la scienza ha dato delle indicazioni al governo, che ha preso una posizione ancora più radicale, ha sospeso i voli dalla Cina all'Italia, quindi non so come i bambini possano arrivare, dice Zingaretti. E c'è anche una posizione di questi minuti da parte dell'Associazione dei presidi italiani dei dirigenti scolastici, quindi credo che sia corretto attenersi alla circolare del Ministero della Salute, perché frutto di considerazioni di natura scientifica. Se qualcuno ha da proporre altri argomenti scientifici lo faccia pure, così ne potrà dibattere pubblicamente. D'altronde il livello scientifico delle nostre strutture sanitarie di ricerca è molto alto, come dimostra il tempestivo isolamento del coronavirus da parte dello Spallanzani. Così la Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, dopo la richiesta di Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. E si dibatte di coronavirus nei giorni del picco dell'influenza. Facciamo il punto in questo servizio. Febbre alta, raffreddore, tosse, il picco dell'influenza stagionale è arrivato anche nella Marca, ma quest'anno la paura del coronavirus fa lievitare i timori. Centralini del 118 bollenti, basta la febbre a scatenare terrore immotivato ed inutili corse delle ambulanze. Non abbiamo alcun caso, non c'è nessuna necessità di preoccuparsi in questo momento, i casi sospetti sono legati all'arrivo direttamente dalla Cina, ma ribadisco, non abbiamo avuto alcun caso. In questo momento direi che stiamo tranquilli, è stata organizzata un'ottima rete regionale, noi screeniamo i casi vedendo se hanno influenze comuni, e nel caso in cui ci sia un soggetto sospetto viene inviato il campione a Padova, che dà la risposta in tempi brevissimi. Rassicurano i cittadini ed invitano a non creare allarmismi. I sanitari dell'ULSS 2 della Marca alle prese con il picco dell'influenza. Noi abbiamo screenato circa 800 pazienti, 200 sono risultati positivi da gennaio ad oggi. Non abbiamo casi gravi in questo momento, c'è da dire che siamo nella fase del picco.
perché abbiamo un aumento sia dell'influenza A nelle varianti H1N1 e H3N2 e anche della B. Questo è il primo anno che partono contemporaneamente in picco. Ambulatori e ospedali presi d'assalto, ma per il momento nell'ULSS 2 si riesce a gestire il picco di ricoveri senza alterare l'organizzazione dei reparti, come invece è accaduto ad esempio nel 2018. E a differenza degli anni passati, l'epidemia influenzale di quest'anno presenta una novità. Quest'anno per la prima volta colpisce meno le persone anziane. Probabilmente questo è da spiegare con il fatto che la campagna vaccinale è stata efficace. Commozione a Silea per l'ultimo addio a Emma, la piccola di 10 anni morta la scorsa settimana per una complicanza virale. È quasi mezzogiorno quando Silea trattiene il respiro e saluta per l'ultima volta la piccola Emma. Il suono delle campane rimbomba sul sagrato e rompe un silenzio carico di dolore e interrogativi, quelle stesse domande di cui Don Luciano si è fatto portavoce durante l'omelia. Perché proprio Emma? Perché in quel modo? Da qui il bisogno di abbandonarsi alla fede, perché tutto non si può comprendere, soprattutto la fine di una vita così giovane. Poi Don Luciano ha ringraziato Emma per i suoi sorrisi, per la sua energia e vitalità che tutti in paese conoscevano, in parrocchia come a scuola. Presenti le quinte A e B delle elementari Toniolo che seguiranno un percorso di sostegno psicologico per elaborare la perdita, e poi il sindaco, le associazioni del territorio, le amiche della ginnastica artistica, i colleghi di lavoro dei genitori e anche gli amici dei due fratelli più grandi. Una cerimonia breve e riservata, come chiesto espressamente da mamma Piera e papà Marco, che oggi si sono sorretti uno con l'altra. A parlare solo i ricordi che qualcuno ha riversato su queste pagine. Dopo il ricovero domenica sera al Cafoncello per quella che sembrava solo una brutta influenza, Emma è mancata martedì a causa di un'encefalopatia necrotizzante acuta come rara complicanza virale. A confermarlo anche l'autopsia, una forma rarissima, 100 casi appena al mondo. Emma se n'è andata in meno di 48 ore, lasciando un vuoto feroce. Oggi il suo mondo era tutto qui a salutarla e ringraziarla per il breve ma importante viaggio fatto assieme. Per la cronaca giudiziaria, un insegnante elementare di una scuola di Treviso è stato condannato oggi alla pena di 2 anni e mezzo di reclusione perché è accusato di avere in più occasioni percosso e strattonato alcuni suoi alunni. I fatti risalgono all'inizio del decennio e sarebbero stati documentati da camere nascoste posizionate in aula e nei corridoi dalla polizia. Il maestro dovrà anche risarcire ciascuna delle 20 famiglie costituite parte civile con ben 5.000 euro. Da domani è allerta rossa, lo smog continua ad attanagliare Treviso. Per la seconda volta in poco più di una settimana è allerta rossa. Secondo le rilevazioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, a Treviso torneranno perciò i blocchi alle auto. 12 sforamenti consecutivi con picchi sopra i 120 mg per metro cubo portano il capoluogo della Marca ad essere il più inquinato del Veneto. Sì, siamo tornati all'allarme rosso. Rispetto all'allarme arancio entreranno anche gli eurodiesel commerciali Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30. Purtroppo questa situazione continua a causa della mancanza di pioggia, la piovosità è molto bassa e quindi siamo al di fuori degli sforamenti previsti. Si procederà con i blocchi, chiaramente la Polizia Municipale sta verificando quelle che sono le persone che entrano all'interno della città, valgono le deroghe che valevano anche prima, non è assolutamente cambiato nulla, quindi chi aveva una deroga prima vale anche adesso e cercheremo come sempre di alleviare al massimo quello che sono i disagi dei cittadini. Il mese di gennaio verrà ricordato per i 26 sforamenti su 31 giorni. Febbraio non sembra migliore. Per dichiarare chiusa l'emergenza PM10 e ritirare l'allerta rossa sono necessari infatti almeno 2 giorni consecutivi al di sotto dei 50 microgrammi. Se non pioverà nei prossimi giorni è difficile possa cambiare il quadro della situazione. Tecnicamente il prossimo momento di controllo sarà venerdì e quindi sicuramente tranne caso di piovosità improvvisa, ma il generale Iannicelli non ci ha comunicato ancora nulla, non succederà niente, quindi venerdì l'ARPA farà una valutazione e ci dirà se proseguire o meno. Terraglio Est, oggi la risposta del governatore Zaia che indica la liberalizzazione di parte dell'A27 come alternativa all'apertura di nuovi cantieri. Sentiamolo.
Terraglio Est, anche per il governatore del Veneto l'alternativa ci potrebbe essere nel liberalizzare una parte della A27. Una decisione che per Zaia potrebbe prendere la famiglia Benetton nell'ambito dei provvedimenti che Autostrade per l'Italia sta programmando per evitare il ritiro delle concessioni da parte dello Stato. Benetton è uno dei soci di Autostrade per l'Italia e per carità può farsi portabandiera, sicuramente sì. Certo che ne stiamo parlando da un bel po', non so, magari se vuoi fare un atto distensivo è assolutamente tutto Veneto e trevigiano sarebbe bene, la mia porta è sempre aperta, potremmo già fare un bell'accordo e pensare alla 27 libera magari. Porte aperte quindi anche come risposta al Partito Democratico, agli ambientalisti e alle associazioni contrarie a quella che chiamano l'ennesima invasione di cemento e asfalto. Vorrei ricordare a tutti che la 27 ad oggi è un concessionario, si chiama Autostrade per l'Italia, il quale è il possessore dell'infrastruttura. Se si vuole liberalizzare bisogna che qualcuno vada dal concessionario, Autostrade per l'Italia, e dire guarda, da oggi togli i caselli, libera tutto, dici quanto costa questo. Questa è l'unica roba vera, tutto il resto sono fantasie. Si figuri se io non sono a favore della liberalizzazione, al punto tale che abbiamo presentato addirittura degli emendamenti e che questo governo non ha approvato per fare in modo che sia Cava a gestire tutte queste infrastrutture. Cava che è il concessionario pubblico della Regione del Veneto, peraltro insieme al governo. Nel frattempo comunque il progetto va avanti come risposta ad una viabilità che deve tener conto dello sviluppo dell'ospedale Cafoncello. Abbiamo già affidato la progettazione, si va avanti, peraltro una riduzione anche dell'investimento, visto considerato che si passa dai 25 milioni a meno di 20 milioni, intorno ai 20 milioni. Rimanendo in politica, inevitabile è la battuta sui rappresentanti del Movimento delle Sardine invitati da Toscani a Fabbrica. Ognuno passa le sue giornate che vuole, cioè non è un mio problema, siamo in un paese libero, c'è chi va con le sardine, chi va con i cavalli, chi va con le oche, chi va con altri animali, ognuno si sceglie i propri. Ancora furti in casa, questa volta a Vittorio Veneto, prima il blitz in via Ronchi dove i malviventi oltre a razziare i gioielli del padrone di casa hanno pure rubato l'auto, un'Audi parcheggiata in giardino, poi con ogni probabilità hanno utilizzato la macchina per andare a mettere a segno altri 2 furti in altrettante abitazioni dove sono stati rubati soldi e gioielli. L'auto, grazie al sistema di geolocalizzazione satellitare, è stata recuperata dai carabinieri abbandonata in via Rizzera. Sui colpi indagano i carabinieri di Vittorio Veneto. Attimi di terrore invece la scorsa notte al Circolo degli Artisti in via Piave a Montebelluna. Un moldavo di 38 anni, dopo aver litigato con un avventore che si trovava nel locale assieme ai 2 figli, ha estratto una pistola che solo in un secondo momento si è scoperto essere una scacciacani, minacciando di morte l'uomo. Momenti di panico nel locale, il moldavo poi è scappato ma è stato rintracciato poco lontano dai carabinieri, nel frattempo giunti in via Piave. Addosso al 38enne i militari hanno trovato la pistola scacciacani e un coltello. Il moldavo è stato quindi denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo insieme per parlare dello sport trevigiano ai vertici con l'Imoco che agguanta la Coppa Italia e triplete. Ancora una volta la Coppa verso il cielo, l'abbraccio con i tifosi e un'emozione che si rinnova e triplete senza se e senza ma. Dopo Supercoppa e Mondiale le Pantere dell'Imoco hanno azzannato anche la Coppa Italia battendo le avversarie dell'Unet a Busto Arsizio, padrone in casa altrui verrebbe da dire, vedendole all'attacco dopo un primo set di sostanziale equilibrio. A premere l'acceleratore la solita Egonu, nemmeno un fastidio al ginocchio sinistro la ferma se non per una brevissima pausa tecnica fatta di ghiaccio e massaggi. Il dominio delle Pantere non arretra nemmeno quando in campo entra l'eterna Francesca Piccinini, da poche settimane in forza proprio all'Unet. Insomma, è stata una sfida tra regine del volley, quella che ha infiammato il palazzetto di Busto. Nel complesso è stata una bella partita, abbiamo battuto bene, abbiamo murato abbastanza, perché comunque abbiamo fatto 9 muri, abbiamo tenuto le percentuali d'attacco molto alte, ci sono stati solo dei momenti in cui non spingevamo come sappiamo, però devo dire che il risultato è rotondo e quindi siamo contenti della prestazione. Entusiasti più che contenti gli oltre 300 tifosi arrivati da Conegliano, gli stessi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle Pantere, che ora guardano con la solita fame allo scudetto. Dal triplete al poker il passo non è mai stato così breve. Vittoria importantissima anche per la De Longhi.
C'era anche lui al Palaverde, lo spirito vincente di Kobe. 7 giorni dopo la tragedia che ha sconvolto lo sport mondiale, il minuto di silenzio, il video con le immagini di Black Mamba sul cubo segnapunti, la curva sud con i colori giallo-viola dei Lakers e le squadre che alla palla a 2 lasciano scadere i 24 e gli 8 secondi, i numeri usati da Kobe nella sua leggendaria carriera. Una gara nel nome di un vincente e la vittoria che Treviso strappa alla sua avversaria storica, la Fortitudo, in una gara magica, con la De Longhi ormai in ripresa. Punti veramente molto pesanti. Sono anche soddisfatto perché per alcuni tratti ho rivisto quella che è l'attenzione e l'intensità difensiva che questa squadra deve avere per raggiungere il proprio grande obiettivo della salvezza. Quattro quarti sempre avanti, in controllo. Sembra impossibile che questa squadra abbia inanellato tra dicembre e gennaio 5 sconfitte di fila. Ora la zona retrocessione è più lontana e Menetti elogia anche l'approccio del nuovo arrivato Almeida. Al di là di un paio di distrazioni che credo che sia soprattutto per una questione proprio di conoscenza del sistema e delle nostre regole, ho visto che soprattutto nell'ultima parte lui può difendere ad alto livello, può difendere veramente, essere molto efficace a livello difensivo, sia con la taglia che con la fisicità. Ora la cosiddetta Mamba Mentality non deve lasciare Treviso, anche perché il prossimo avversario si chiama Reyer Venezia, derby ad altissima pressione, una di quelle gare che sarebbero piaciute a Kobe Bryant. Andiamo adesso a Belluno. In Alpago, dove oggi c'è stato l'ultimo saluto a Lisa Colazzuola, la 18enne trovata morta mercoledì scorso. Un applauso sofferto e composto ha salutato Lisa Colazzuola, morta nel sonno mercoledì scorso. Per lei un intero paese si è fermato, centinaia le persone che hanno assistito ai funerali fuori dalla chiesetta di Timiesi in Alpago, un serpentone di auto parcheggiate, le strade chiuse per il centro, indetto il lutto cittadino, quasi a dare la dimensione del dolore dei tanti amici e conoscenti arrivati da ogni angolo del bellunese, da Vittorio Veneto, dove Lisa frequentava il liceo Flaminio. Presente in massa il mondo del rugby giovanile e non solo della provincia, Lisa era stata prima atleta, poi allenatrice. Dure le parole di Don Moreno Baldo, che sono riecheggiate fuori e dentro la chiesa. Lisa ci ha messi a terra tutti, lasciandoci senza parole. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Ma di fronte alla morte di una ragazza di 18 anni non ci sono solo i dubbi dell'anima, ma anche quelli giudiziari. Le cause della morte sono ancora tutte da chiarire e il caso è nelle mani della procura. Una settimana prima di morire era stata operata per appendicite in ospedale a Belluno. E si trova ancora ricoverato in rianimazione a Bolzano il bambino di 8 anni caduto ieri dalla seggiovia di Auronzo di Cadore. Un volo di 8 metri finito fortunatamente in un punto senza rocce e in parte attutito dalla neve. Solo così si è salvato il bambino romano di 8 anni caduto dalla seggiovia di Auronzo di Cadore, dove di lì a poco avrebbe disputato una gara. Il piccolo stava viaggiando da solo dopo aver preceduto i compagni dello sci club. Immediato lo stop all'impianto, mentre servono pochi minuti per l'arrivo dell'elicottero del su M110 da Pieve di Cadore. Il bambino respira, viene intubato e portato a Bolzano, dove è a più di 24 ore dall'incidente stazionario in rianimazione con diverse fratture. I carabinieri forestali stanno indagando sulla dinamica per capire ad esempio se davvero la barra sia stata abbassata dall'operatore di pista, e in materia c'è anche un regolamento. La normativa parla chiaro, normativa nazionale, bambini che hanno compiuto l'8° anno di età di un'altezza superiore al 1,25 m possono salire da soli su un impianto di risalita che comunque, se questo impianto di salita sta girando, vuol dire che è stato autorizzato. L'episodio ricorda da vicino quanto successo inizio mese su una seggiovia in Trentino, dove un bambino veronese era stato salvato da un medico trevigiano, Michele Pagliaro, che lo aveva trattenuto per la giacca. Una vicenda che ci obbliga ad aumentare non tanto la sicurezza, ma aumentare l'attenzione nei confronti soprattutto dei piccoli sciatori. Questo è un po' da monito a tutto il nostro personale e alle nostre società.
Ospiti di 20 e 10 questa sera in studio con Ferdinando Avarino, Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega, e Gianluca Baroni, vice coordinatore di Fratelli d'Italia. Ancora la politica in primo piano anche a Ring dalle 21:15. Chi sfiderà Luca Zaia? Da oggi si accendono i riflettori sulla campagna elettorale per la Regione Veneto. La Lega lancia segnali agli alleati di governo, il Movimento 5 Stelle non decide e il centro-sinistra non trova l'accordo. Ne parliamo quindi alle 21:15 a Ring con Giampaolo Vallardi, senatore della Lega, Marco Carrai, Veneto che vogliamo, Elena La Rocca, Movimento 5 Stelle, Giovanni Tonella del Partito Democratico e con il giornalista Marco Bonet del Corriere del Veneto. Alle 22:30 Francesco Benazzi, direttore generale dell'US 2 Marca Trevigiana, ci aggiornerà sull'emergenza coronavirus, consigli e prevenzione. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Alta pressione e mitezza fuori stagione, ma stanno per irrompere correnti artiche che riporteranno le temperature un po' più in linea con il periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle pianure, nella prima metà di giornata il cielo sarà nuvoloso con locali nebbie e poi in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco al mattino, in cessazione con il passare delle ore, quando invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso, neve sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.